La deposizione della corona in memoria delle vittime, alcuni minuti di preghiera davanti alla croce. È una visita composta e silenziosa quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al cimitero monumentale di Fortogna per commemorare le 1917 vittime del Vajont ad oltre 55 anni dal disastro. E poi il breve incontro lontano dalle telecamere con i sopravvissuti e i parenti delle vittime, un momento del quale lo stesso Presidente parla poco più tardi nel Teatro Comunale di Belluno, sottolineando come la tragedia del 9 ottobre del 63 sia frutto delle responsabilità umane e non ci si possa limitare al cordoglio. La Repubblica è in qualche modo responsabile di quanto avviene nel suo territorio e quindi ha motivo di scusarsi con chi ha sofferto le conseguenze di disastri di questo genere. Ma la Repubblica è anche, al contempo, vittima anch'essa delle scelte e dei comportamenti di coloro che hanno concorso a causare immani sciagure come quella. E io, rappresentando la Repubblica, nel porgere con fatto questa mattina le scuse a quei rappresentanti, mi colloco accanto a chi avverte il dolore di quei lutti immani e tra coloro che ne conservano la memoria. Chiede scusa per quella strage il Capo dello Stato a nome della Repubblica Italiana, con delle parole che resteranno nella storia di questo territorio. Penso che questa visita non la dimenticheremo perché comunque ha dimostrato tutta la vicinanza del territorio di montagna, ne ha apprezzato ovviamente la bellezza, ma ha compreso le difficoltà che ci sono e ha dato la sua piena, mi pare, disponibilità a cercare di darci una mano per quello che ovviamente a lui è consentito, ma penso che quello che ha detto resterà un po' scolpito nella storia un po' di questo territorio. Parole che si mescolano ai ricordi di chi quella tragedia immane ed annunciata l'ha vissuta sulla propria pelle, magari senza riuscire a parlarne per decenni. Io sono stato travolto dall'acqua, sott'acqua, ho avuto la fortuna di non perdere i sensi, di raccogliere anche la mamma, pur non sapendo che la mamma poteva essere un qualunque detrito, quindi ci siamo salvati, il papà ci ha aiutati a tirarsi fuori dai detriti e quindi sono uno dei fortunati. Stavamo guardando anche la partita, qualcuno, mancata la luce, mancata tutto, e dopo il Dio man portavano sui morti, su, oh che roba, colpa dell'uomo, perché il monte Toc faceva toc ancora prima che cadesse, sa? Toc da noi vuol dire, sai, toc, marcio. Sì, marcio.